7.53, continuiamo con la nostra prima pagina dedicata oggi alla figura di Paola Clemente, bracciante agricola morta a 47 anni di fatica nei campi di Andria, una donna di San Giorgio Ionico, 10 anni dalla sua morte. Insomma, abbiamo visto che dal punto di vista giudiziario insomma, le cose non sono andate bene e non c'è una sentenza di primo grado nell'inchiesta per caporalato e la sentenza invece di primo grado sull'omicidio colposo di Paola ha detto che quando anche ci fossero state le misure di sicurezza Paola non si sarebbe salvata, una tesi alla quale si opporrà, come avete sentito, l'avvocato Giovanni Vinci, ma a distanza di 10 anni la lotta al precariato, la lotta al caporalato, che poi è anche precariato, a che punto è? Lo chiediamo a Lucia Lapenna di Fly CGIL, che è in collegamento con noi. Buongiorno Lucia. Buongiorno a voi tutti. La Fly CGIL è stata anche promotrice della rivoluzione dopo la morte di Paola. Lo potete ascoltare tra l'altro in un podcast pubblicato proprio ieri in occasione dei 10 anni di Paola. Si chiama Paola, ricordare non basta, racconta non solo della bracciante ma anche dello sfruttamento che continua a resistere, di cui Lucia Lapenna è una delle voci e dei volti che combattono tutto questo. Ascolterete anche la sua voce in questo podcast che è online. Ma adesso torniamo al fenomeno, Lucia. Il caporalato nel Tarantino, ma in generale in Puglia, continua a resistere nonostante le iniziative di legge e quelle giudiziarie? Allora, diciamo di sì, non sarebbe corretto dire che questo fenomeno, questo triste fenomeno sia stato completamente sradicato. Non è così, quindi bisogna ancora lavorare e lavorare molto. Questo non significa però che la morte di Paola o di tante lavoratori o lavoratrici che hanno perso la vita sia stato, come dire, invano, perché appunto proprio grazie poi a questi tragici eventi si sono accelerati dei processi come l'approvazione della legge 199 del 2016. Questa è una legge importante, una legge di civiltà, ed è uno strumento che ci consente di continuare una lotta, di continuare verso l'affermazione della legalità o di contrastare lo sfruttamento lavorativo. Solo nel Tarantino, grazie a questa legge, la Fly CGIL di Taranto si è costituita ad esempio parte civile in 8 processi penali, quindi è uno strumento utile. Ricordiamo anche che proprio sul filone poi di questa legge e dei provvedimenti che ne sono seguiti, ad esempio nasce e si sviluppa l'ordinanza Caldo, che provano a tutelare anche i lavoratori vietando il lavoro nelle ore più calde. Quindi sì, la legge 199 è uno strumento, diciamo che ancora c'è tanto lavoro da fare, ma soprattutto perché della legge viene applicata ancora solo la prima parte, no? Quella dei controlli, quella restrittiva. Che cosa prevede invece la seconda? Allora, la seconda parte invece prevede, grazie alle sezioni provinciali della rete del lavoro agricolo di qualità, mi spiego meglio, cioè delle realtà costituite dall'INPS, dalle parti datoriali, dalle organizzazioni sindacali, dalle istituzioni. Ecco, una sezione che analizza le problematiche del territorio e prova a trovare delle soluzioni con dei progetti concreti che vanno nella direzione del trasporto, della facilitazione del collocamento, quindi delle iniziative importanti. Però questa sezione, quindi questa parte propositiva, fa fatica a decollare. Ad esempio nel Tarantino l'ultima riunione che si è tenuta risale al 2023, sono passati 2 anni, non riusciamo a sbloccare questo. Il 26 maggio abbiamo provato, in occasione di un presidio sotto le prefetture, di chiedere a Sua Eccellenza il Prefetto di darci una mano a sbloccare questo tipo di iniziativa. Grazie a Lucia Lapenna, puntuale, precisa, voce storica delle donne e degli uomini nei campi del Tarantino. Grazie alla Fly CGIL per quello che fate. Buona giornata e buon lavoro, Lucia. Grazie per l'attenzione che avete verso il tema.